Io sono candidato per la lista di Fratelli d'Italia, sono candidato, mi chiamo Tommaso Tommasi, ho fatto già un'esperienza in quartiere Padova Centro dal 2009 al 2014. Ecco, oggi invece di parlare dei soliti temi che poi come possono essere quelli della sicurezza vorrei dire qualcosa di più, vorrei dire un po' qualcosa riguardo la zona industriale di Padova. Allora, io ho un progetto ben chiaro sulla zona industriale di Padova, che è la rigenerazione urbana che fa parte della rigenerazione urbana dei territori e la riconversione delle aree industriali dismesse. Ecco che io punto proprio a questo perché siamo in un periodo di crisi economica dove bisogna dare spazio agli imprenditori e credo che anche la Regione stia dando questa sensibilità attraverso la legge no consumo del suolo. Ecco, si vuole chiaramente non continuare ad espandere le zone industriali ma rigenerare quelle già esistenti, quindi attraverso una bonifica delle zone industriali esistenti. Perché venga fatto questo è chiaro che bisogna assolutamente dare la possibilità ai costruttori, a chi decide di intervenire in queste zone industriali dismessi, di riconvertirle e di rigenerarle attraverso un progetto di bonifica. Il progetto di bonifica per incentivare questo può essere uno, lo sconto delle opere di urbanizzazione primaria per chi interviene in queste aree dismesse. Il secondo è un taglio nell'IMU nei 5 anni. Ecco che allora facendo così si incentiva e si dà la possibilità di intervenire sulle zone industriali e di dare una riconversione, di dare un progetto nuovo sia nella prima zona industriale, quindi quella creata negli anni 50-60, fino all'interporto, all'uscita di Padova Interporto. Ecco, la rigenerazione urbana comprende anche le aree diciamo, abitative che possono essere come l'Arcella, quindi le aree degli anni 50-60, riconvertendole in che senso? Trasformando quelle aree dove ci sono anche dei forti, di concentrazioni importanti di degrado, riconvertirle come? Faccio un esempio, abbiamo di là della stazione, la stazione di Padova, diciamo, sappiamo tutti in che condizioni sta, negli ultimi anni è migliorata con l'amministrazione Bitonci sicuramente, ma la parte in retto della stazione via Jacopo d'Avanzo tutti gli edifici che stanno diciamo, dalla parte della stazione, quindi che guardano la stazione, hanno delle problematiche non indifferenti. È chiaro che lì c'è bisogno di un progetto di riconversione della zona e di riuso di tutta la zona. Ecco che allora si potrebbe dare la possibilità degli imprenditori che decidono di riconvertire queste aree un taglio dell'IMU importante del 50-60%, tagliando anche la possibilità degli oneri, di non pagare gli oneri di urbanizzazione o comunque dare la possibilità di avere un taglio importante agli oneri di urbanizzazione.